12 migranti provenienti dalla Nigeria, Centrafrica, che nelle precedenti settimane si erano resi protagonisti di proteste e momenti di tensione all'interno del CPA, il centro di prima accoglienza di Conetta, frazione del comune veneziano di Cona, si sono visti notificare la revoca al diritto di ospitalità nel nostro paese. Il gruppo ha dovuto così lasciare la ex base militare veneta. I migranti non perdono il permesso di soggiorno per motivi umanitari e restano comunque richiedenti asilo, ma non potranno più godere del sistema d'ospitalità, per così dire, ufficiale. Le loro domande d'asilo, in sostanza, finiranno in fondo all'elenco e verranno discusse dopo quelle presentate dai profughi ospiti della struttura che invece hanno mostrato una condotta più corretta. I provvedimenti, decisi dalla Prefettura di Venezia, sono stati notificati nell'ambito di un servizio che ha visto impiegato un ingente numero di uomini delle forze dell'ordine all'interno della base di Conetta.